Anche siamo a tenda, qua c'è Nadia. Ma chi se parla o tendasco? Sì, parlo tedesco. Sono nasciuta a Mentun, ma grandivo a tenda con papà e mamma che parlavano tedesco. E anche mia nonna che parlava tedesco, che non parlava pas italiano né francese, dunque la mi parlava ma che tedesco. Eravamo una banda d'amici che avevamo tutti a più près la stessa età e ora ancora parliamo sempre tedesco tra noi. E se parla anche coi ciusueni, coi figli, se parla tendasco? Alina pochi, Alina pochi. Ma alina ancora qualcuno e parliamo tedesco insieme anche. E se canta anche in tendasco, ti mi dicevi che ha delle canzoni? Sì, c'è una canzone che in tedesco è la canzone di Pastore di Tenda. E cosa diceva questa canzone? Allora, è una canzone che canta che al Pastore di Tenda arriva di prima, arriva a primavera, e al Pastore si ricorda, c'est-à-dire che arriva a tenda e è come se era un po' in vacanza. Ammola a sa curea, c'est-à-dire a sa cintura, e se viene a sa paese, guarda i sei figli, e monta su un ciapasso, su una grossa peria, e tutto il giorno chiama i sei figli. E poi di sera arriva a sa caventa che si fa da mangiare, l'hanno carignaria, e gli dice che venta che lei fa un ciappo di suggelli. I suggelli lì, la pasta che fanno a tenda. Ah sì, come si chiama? I suggelli. È una pasta che si fa con d'acqua e di farina e poi diventa tirarla con ardeo, così, a fare come un cappè. E poi come a condì? Cosa che mette insieme a questa pasta qui? Allora mettiamo di salsa di tomati o allora di brusso. Ah, il brusso, il formaggio? Sì. Ti viene in mente magari qualche proverbio, qualche modo di dire in tendasco? Allora, abbiamo un proverbio che dice che quando vedo insieme al cappè, o che faccio o che fa bene. Vedo lì la montagna che si trova giusto lì in faccia e quando gli ha di nebbia, o che fa bene, così almeno non si sbaglia. O l'uno o l'altro. A me fa piacere di sentire parlare lingue locali. Come io dicevo adesso, quando mia figlia era piccola, andavo al porto e sentivo ancora dei vecchi mentunaschi che parlavano al mentunasco. E a me faceva piacere di sentirli perché è una lingua che si perde anche al mentunasco. Però poi chi attenda che ha anche delle belle gege e delle belle ciasse, è vero? Alina de che de gege, de che de ciasse, perché Tenda era de che ricco, quando al tempo di Conte di Tenda era de che ricco, e alia de che de gege che sono state fatte a quell'epoca. Ma sono antiche? Sono antiche, le sono del 1500, 1600 per lì, e sono de che antiche, ma le sono de che belle a vedere. Grazie Nadia. De rien, un piacere. Piacere per gli altri.